Insomma, Tosego, un appuntamento con sto tipo stasera. Finalmente è tornato single, a se da una vita che fa sul fio. Ascolta Penelope, dimmi la verità, single, ma chi ha mollato chi? Lui ha mollato lei perché dopo tanti anni di convivenza, questa che va a iniziare a trascurarsi, è tutta trasandata, hai capito? Oggi. No, big mistake. Come dico sempre, se a casa te vuoi essere a regina, che non te veda mai coi pappus e con la ciappina. Sante parole, io per esempio a casa sono sempre impeccabile. Eppure in scappa lo stesso. Sì, beh, questo è vero, però tante volte dipende anche dall'uomo. Tipo il mio ex, l'ultimo, era sempre attaccato al computer e gli dicevo staccati da quel computer, stai un po' con me, e lui mi insultava, mi diceva brutte parole. Andava in bagno, si portava il telefono e il tablet. Stai un po' con me, gli dicevo. E lui mi insultava e mi diceva le brutte parole. Era un nerd. Un tocco del nerd più che altro. Sì. Un tocco del nerd. Sì, proprio un tocco del nerd. Un tocco del nerd. Un tocco del nerd. E senti, amo, dimmi la verità, io come sei? Allora, se te lo vedi per la strada, non sai che te tacchi sigare. Cosa ha fatto qua in aprile che i figli arrivano in settembre? Carino, dai, giusto, niente. Ma se meglio così, anche perché se sei massa bello dopo ti tradisse. Come dico sempre, se sei figo sei un intrigo. Se non te vuoi adulterio, meglio trovarti un cauterio. Sì. Grazie, che te che è sempre una parola di conforto. Però sono un po' agitato stesso. Ma allora guarda qua cosa scrivono, se sei agitata ricordati le 4 regole dell'amore. Qua è scritto, dimmi. in amore non contare il quanto, conta il come, non contare ciò che è stato, conta ciò che è, non contare quanto ti dice ti amo, conta quanto te lo dimostra. Ho già però. Ti ho detto di non contare. Fantasi che puntata si finita, se no ti facevo insultare.